Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Un uomo senza vita trovato in auto alla periferia di Siracusa, non si esclude nessuna pista. Batteri nell'acqua e pozzi abusivi a Canicattì, scatta il sequestro di 16 autobotti, 22 gli indagati. Appalti pilotati al comune di Agrigento, indagati 15 tra funzionari e imprenditori per una gara da oltre 3 milioni di euro per la manutenzione della strada Mosella. Allarme sicurezza al centro storico di Palermo, coppia di turisti tedeschi reagisce ad un'aggressione a scopo di rapina. Bloccati con gli ombrelloni in mezzo all'autostrada, caos e code chilometriche ieri per il rientro domenicale. A nuoto senza mani l'impresa dell'atleta paralimpico Andrea Lanari, che ha percorso in 2 ore e mezza il tratto da Punta Secca a Marina di Ragusa. Calcio, il Catania accelera per la scelta dell'allenatore con Longo, Gorgone e altri nomi in corsa. Il tecnico sarà la chiave per sbloccare il mercato e il progetto rossazzurro. Un uomo di 38 anni è stato trovato senza vita all'interno della sua auto in una sperduta strada di campagna alla periferia di Siracusa. Al momento non si esclude nessuna pista. Francesco Aloi. A tutti i contorni di un giallo, la morte di un 38enne di origini napoletane. Il suo corpo è stato trovato in mattinata nelle campagne tra Siracusa Nord e Floridia. Era dentro la sua auto, nella traversa Muraglia Mele, una trazzera tra alberi di arance e olive. La famiglia non aveva più notizie di lui da sabato scorso. È stato un passante a chiamare i carabinieri. Brava persona veramente. Con mia nipote lavorava in campagna dal suo terreno. Ma come dice la zia acquisita, il suo terreno non si trova in questa strada, quindi bisogna capire il perché sia arrivato fin qui. Al momento, comunque, pare che sul corpo non ci siano segni di violenza, ma sarà l'autopsia a chiarire ogni dubbio. Ha avuto un malore fatale oppure c'è dell'altro? Domanda a cui non si può ancora dare una risposta. Di certo adesso c'è il dolore dei familiari, che non riescono a darsi pace. Acqua contaminata e pozzi abusivi a Canicattì, scatta il sequestro di 16 autobotti. L'acqua veniva distribuita a famiglie e attività commerciali. Sentiamo Davide Sardo. Acqua contaminata distribuita a famiglie e attività commerciali. A Canicattì, nell'Agrigentino, scatta una vasta operazione di polizia e carabinieri contro un presunto sistema illegale di fornitura idrica. 22 le persone indagate dalla procura di Agrigento. 16 autobotti e 2 pozzi abusivi sono stati sequestrati nel corso dell'operazione eseguita dalle forze dell'ordine. L'inchiesta, coordinata dalla procura di Agrigento, ipotizza i reati di commercio di sostanze alimentari nocive e frode nell'esercizio del commercio. Le indagini sono partite dai controlli effettuati sul territorio tra marzo e aprile di quest'anno e hanno portato alla scoperta di una rete di distribuzione d'acqua priva delle necessarie autorizzazioni. Determinanti le analisi eseguite dall'ASP, l'azienda sanitaria provinciale, che hanno rilevato nelle cisterne delle autobotti la presenza di batteri e microorganismi potenzialmente pericolosi per la salute umana. Secondo gli investigatori, l'acqua veniva prelevata ogni giorno da 2 pozzi clandestini nel territorio di Canicattì, non censiti e senza le previste garanzie igienico-sanitarie. In seguito veniva trasportata e distribuita in abitazioni e in diverse attività artigianali e commerciali. L'inchiesta prosegue per accertare eventuali ulteriori responsabilità e ricostruire l'intera rete di distribuzione. Domani a partire dalle 8:30 la fornitura d'acqua sarà interrotta, in particolare per eseguire interventi di riparazione all'acquedotto Favara di Burgio. La fornitura verrà dunque sospesa nei comuni di Agrigento, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Montallegro, Porto Empedocle, Realmonte, Ribera e Siculiana. La turnazione prevista subirà limitazioni e slittamenti. Naturalmente ci saranno disservizi idrici per le utenze.
Restiamo ad Agrigento, dove perquisizioni e sequestri all'ufficio tecnico del comune si sono registrati oggi. La squadra mobile indaga su irregolarità negli appalti pubblici, 15 gli indagati al centro dell'inchiesta, in particolare una gara da oltre 3 milioni di euro per lavori sulla strada Mosella. Blitz della squadra mobile di Agrigento all'ufficio tecnico di Palazzo dei Giganti. I poliziotti hanno perquisito gli uffici e sequestrato documenti nell'ambito di un'inchiesta della Procura su presunte irregolarità negli appalti pubblici. 15 gli indagati, 9 dei quali destinatari di perquisizione. Tra loro 2 funzionari comunali e imprenditori di Favara. Al centro dell'indagine la gara da 3 milioni e 200 mila euro per la manutenzione della strada Mosella che collega le statali 640 e 115. Secondo l'accusa, un funzionario e un tecnico avrebbero alterato il computo metrico dei lavori, gonfiando le voci di spesa per oltre 400 mila euro e ipotizzando pagamenti per opere mai eseguite. Un altro tecnico, inoltre, avrebbe ritardato le lavorazioni per fare pressione sull'impresa e ottenere una consulenza esterna da oltre 100 mila euro. Il materiale sequestrato sarà ora analizzato per ricostruire i rapporti tra pubblica amministrazione e imprese coinvolte. Le indagini proseguono. Assolti dall'accusa di disastro colposo l'ex sindaco di Agrigento Marco Zambuto, un ex funzionario e i 3 proprietari dei terreni a processo per il crollo del costone nel Viale della Vittoria avvenuto nel 2014 e che tagliò in 2 la città. Il PM aveva chiesto 5 anni di reclusione per tutti e 5 gli imputati. Un sistema di gestione irregolare dei rifiuti nella discarica di Contrada Timpazzo a Gela finisce al centro di un'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta. I dettagli nel servizio di Gerri Italia. Arresti domiciliari per il manager di impianti SRR Giovanna Picone, per i tecnici Salvatore Parlatore e Giuseppe Bellavia e per i responsabili d'area della discarica di Timpazzo Angelo Collodoro e Salvatore Falduzza. È il risultato dell'operazione dei carabinieri del nucleo operativo ecologico di Caltanissetta e del reparto territoriale di Gela, coordinata dalla DDA Nissena. Secondo l'ipotesi accusatoria, nella vasca E della discarica sarebbero stati scaricati e interrati ingenti quantitativi di rifiuti solidi urbani indifferenziati, senza i previsti cicli di trattamento. Le indagini, avviate nell'agosto del 2023, proseguite fino ad aprile 2025, hanno utilizzato intercettazioni, sistemi di videosorveglianza, pedinamenti e controlli sui flussi dei rifiuti. Gli investigatori contestano almeno 1200 presunte operazioni irregolari per un quantitativo stimato tra le 10.000 e le 12.000 tonnellate di rifiuti movimentati e conferiti senza le procedure previste. Nel mirino anche la gestione dei rifiuti organici. Secondo la ricostruzione degli inquirenti sarebbero finiti in discarica senza il necessario trattamento di stabilizzazione, una circostanza che avrebbe favorito frequenti episodi di incendio. Il GIP del Tribunale di Caltanissetta ha disposto anche il sequestro preventivo della società Impianti SRR Ato 4 Caltanissetta Provincia Sud, che gestisce il sito e il servizio rifiuti per diversi comuni dell'ambito. Nominato un commissario giudiziale per garantire la continuità del servizio, mentre l'inchiesta prosegue per accertare eventuali ulteriori responsabilità. Il Comune di Messina e l'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto hanno firmato un accordo sulla concessione demaniale dell'area dell'ex Fiera di Messina, destinata a diventare un parco urbano affacciato sullo Stretto. La concessione è della durata di 6 anni. L'obiettivo è valorizzare l'ex quartiere fieristico trasformandolo in un grande parco urbano aperto alla cittadinanza in continuità con la passeggiata a mare ed il waterfront cittadino. Palermo resta insicura tanto nelle borgate ma anche nel centro storico. Turisti rapinati e malmenati riescono a mettere in fuga gli aggressori. Marco Gullà. Risse, rapine, molestie ai turisti, spaccio di droga H24. Non è un girone dantesco, bensì il centro storico di Palermo. Nonostante appelli e denunce, la parte centrale della città continua ad essere territorio di bande che terrorizzano residenti e turisti. Una signora ci dice, dalle 17 in poi via Macheda e tutte le vie limitrofe diventano invivibili. L'ultimo episodio qualche giorno fa, un turista tedesco malmenato da un gruppo di giovanissimi, una rapina però andata male perché il tedesco ha reagito e messo in fuga i malviventi, tutti stranieri, che si sono poi dileguati per le vie del centro storico.
Non bastano 60 telecamere, fermo restando che ci sono ormai telecamere dappertutto, ogni commerciante si dota proprio di delle telecamere proprie, quindi noi pensiamo che abbiamo bisogno di risorse umane che veramente facciano prevenzione, a partire anche dalla polizia municipale, perché le strade devono essere gestite anche dalla polizia municipale dal punto di vista di viabilità, dal punto di vista di suolo pubblico, dal punto di vista di presenza. Alcune turiste sono state molestate soprattutto nella zona della Vucciria e poi spaccio di droga e di crack a qualsiasi ora del giorno, con i tossicodipendenti che poi, pur di racimolare qualche euro, rubano e disturbano i residenti. La prima domenica d'estate sulle strade siciliane si è trasformata in alcuni casi in un incubo, con migliaia di automobilisti rimasti incolonnati per ore. Qualcuno ha pensato bene di attrezzarsi. Vediamo come in questo servizio di Orazio Longo. Scusi, manca molto per Castellabate? Niente, perché saranno arraugliate 3-4-5 macchine. Dalla finzione cinematografica alla realtà il passo è brevissimo, quella raccontata nel film Benvenuti al Sud della Salerno-Reggio Calabria. Qui siamo invece a pochi chilometri dallo svincolo per Catania, ma le scene pubblicate sulla pagina Piazza in Diretta sono molto simili. Macchine ferme in lunghe file per ore sotto il sole cocente, c'è chi prova ad aprire anche gli ombrelloni per difendersi dalla calura, chi invece beve acqua in abbondanza per allontanare la sete e anche il malumore. Qualcuno la prende con filosofia, qualcun altro meno. Questo succede nella prima domenica d'estate, giornata da bolino rosso nelle strade siciliane tra cantieri, incidenti e intoppi vari. Un incubo per molti automobilisti che volevano recarsi nelle principali località di mare, ma anche per chi doveva raggiungere aeroporti, stazioni o semplicemente per chi doveva tornare a casa. Code anche di oltre 3 ore. Le immagini che arrivano sono al tempo stesso mortificanti e allarmanti, ha commentato in una nota il deputato regionale di Forza Italia Salvo Tomarchio, che parla di una non più tollerabile combinazione perversa di cantieri infiniti e caselli non presidiati a fronte di un'affluenza prevedibile di migliaia di veicoli. Insomma, l'estate è arrivata, ma forse i vecchi atavici problemi della viabilità isolana non se ne sono mai andati. La Protezione Civile regionale ha pubblicato un avviso per rischio incendi e ondate di calore per domani. A Palermo è previsto per anche dopodomani un rischio di ondate di calore di livello 1 con temperature massime percepite di 33 gradi e livello di preallerta e pericolosità bassa per quanto riguarda il rischio incendi. Un secolo di impresa tra radici storiche e innovazione. A Catania un compleanno speciale per Confindustria che ha celebrato i suoi 100 anni. Adelaide Barbagallo. Confindustria Catania taglia il traguardo dei 100 anni e celebra la sua 100ª assemblea pubblica nella cornice del Conservatorio Vincenzo Bellini. Fa il punto sul patrimonio industriale della città, tra sfide infrastrutturali e alta tecnologia. Un secolo di intuizioni, lavoro e capacità competitiva, come sottolinea Maria Cristina Busi Ferruzzi, prima donna alla guida dell'associazione Etnea. Io ho una grandissima ammirazione per i pionieri, i primi che hanno avuto l'inventiva, la creatività, il coraggio e la forza di fare impresa 100 anni fa. Se siamo qui e dove siamo, che siamo veramente importanti perché siamo la zona industriale più evoluta di tutto il Mezzogiorno, in gran parte lo dobbiamo a questi pionieri, che sono aziende che esistono ancora, tant'è vero che io ne ho acquistata una che ha 102 anni. In platea, tra le massime autorità, il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso. Al centro del dibattito i nodi cruciali dello sviluppo, la privatizzazione degli aeroporti Catania e Comiso e l'Etna Valley, con i progetti LST e la riqualificazione della zona industriale. Per quanto riguarda nello specifico la privatizzazione degli aeroporti, essa rientra nel perimetro della Golden Path. Più investimenti significa sempre più occupazione e più investimenti e un aeroporto più funzionale significa anche più investimenti delle altre imprese nel territorio siciliano e significa anche più turisti, quindi certamente il saldo sarà nettamente positivo. Il secolo di storia è stato racchiuso anche in un volume speciale che ricostruisce l'evoluzione dell'Associazione degli Industriali Etnei. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco per raccontarvi l'impresa di un atleta paralimpico che nuota senza mani. A tra poco.
Andrea Lanari, atleta paraolimpico, ha attraversato il tratto costiero da Punta Secca a Marina di Ragusa a nuoto ma senza mani. Veronica Barbarino. 6,5 chilometri a nuoto da Punta Secca a Marina di Ragusa in 2 ore e mezza. È l'impresa di Andrea Lanari, atleta paraolimpico che ha raggiunto un risultato che va oltre lo sport. Testimonial dell'Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, ha attraversato il tratto costiero per la giornata Iblea dedicata alla prevenzione degli incidenti. Lanari, che già nel 2024 aveva attraversato lo stretto di Messina a nuoto senza mani, è stato accompagnato in mare dal figlio Kevin, presenza costante nelle sue sfide. Purtroppo un gravissimo infortunio sul lavoro per una pressa che era spesa dei dispositivi di sicurezza. Ho perso entrambe le mani, ma non ho perso la voglia di continuare a vivere, anzi di dare il mio contributo affinché nessuno debba soffrire quello che ho sofferto io quel 4 giugno 2012. Dalla tragedia alla rinascita, passando per il coraggio e la determinazione. C'è tanto allenamento, ci sono sempre mediamente quelle 2-3 ore di moto per 2-3 volte a settimana, nonostante la vita ti mette di fronte a delle grosse difficoltà. Se uno ha la giusta voglia, la giusta caparbietà, la giusta grinta e le giuste persone che ti stanno intorno, si possono ottenere risultati impensabili. Una testimonianza forte che riporta al centro un tema drammaticamente attuale, ricordando che la sicurezza sul lavoro non è un'opzione ma una priorità. A 30 anni dalla scomparsa dello scrittore Gesualdo Bufalino, la città di Comiso lo ricorda con il festival L'Ingegnere di Babele. Ospite anche il cantautore siciliano Giovanni Caccamo. Una serata di intensa suggestione nel loggiato di Piazza delle Erbe a Comiso per celebrare Gesualdo Bufalino. Tra gli appuntamenti del festival L'Ingegnere di Babele, dedicato allo scrittore, Giovanni Caccamo in concerto. Il cantautore siciliano, accompagnato dalla Sicily Orchestra, ha offerto al pubblico un viaggio narrativo ed emotivo fatto di intrecci tra le sue composizioni e quelle di altri autori, tra cui Franco Battiato. Una sensibilità, quella di Caccamo, che dialoga idealmente con quella di Gesualdo Bufalino, entrambi custodi di una rara complessità espressiva, sostenitori della parola come strumento per comprendere e cambiare il mondo, non soltanto per descriverlo. Fino al 2 luglio a Comiso non solo musica per ricordare il compaesano scrittore a 30 anni dalla sua scomparsa, ma anche mostre, docufilm e rappresentazioni teatrali. Il dipinto Ecce Homo di Antonello da Messina torna in Sicilia, andrà anche al Museo Abbatellis di Palermo che già espone l'Annunziata. È stato il ministro della Cultura Giulia ad annunciare che l'opera si recherà a Messina, a Reggio Calabria, per realizzare una sorta di ponte culturale sullo stretto, ma il suo passaggio in Sicilia avverrà proprio a Palermo, dove la madre, l'Annunziata e il figlio, l'Ecce Homo, troveranno il ricongiungimento familiare. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva, dove tiene banco ancora il Toto allenatore per la panchina del Catania. Squadre professionistiche concentrate sulle elezioni in Federcalcio. Il Catania però nel frattempo lavora, va sciolto il nodo del tecnico, sempre Longo e Gorgoni, nomi del momento, ma il casting è ancora aperto. Marco Carli. Il calcio italiano di ogni ordine e grado oggi si è concentrato su Roma e sull'elezione del nuovo presidente della Federcalcio. Anche il Catania con il vicepresidente Grella fra i 245 delegati. Il mercato e le trattative scivolano in secondo piano con i rossazzurri, che hanno però la necessità stringente di chiudere per il nuovo allenatore per dare il via al progetto del prossimo anno, fra squadra da allestire e budget da ridistribuire. I nomi al momento restano quelli degli ultimi giorni. Longo da una parte, che sembrava essere vicinissimo al Foggia, ma che potrebbe preferire
figli. Catania, Gorgone, per cui è stata sondata la disponibilità ma senza scendere ancora nei dettagli. Alle spalle gli altri, dal sempreverde Diana a Troise, e se ne potrebbero aggiungere in futuro, magari fra quelli già accostati agli etnei. Scelta decisiva che apre le porte ad altri discorsi legati ad una rosa ampia che comprende anche i rientri dai prestiti, con giocatori che se non funzionali al progetto devono essere liberati, alcuni in modo oneroso, rendendo in tal caso meno facile poi operare sul mercato in entrata per centrare il doppio obiettivo di ringiovanire la rosa e abbassare il monte ingaggi. Un nodo non di facile soluzione che riguarderà il lavoro del direttore sportivo Varrà e della dirigenza solo dopo aver sciolto l'altro nodo, quello dell'allenatore, a cui affidare il progetto tecnico. Settimana decisiva per i primi colpi di mercato del Palermo. Il DS Ostia al lavoro, Hernani e Luvumbo i possibili primi innesti per Inzaghi. Marco Gullà. Quella che è appena iniziata dovrebbe essere la settimana dei primi colpi di mercato per il Palermo. Il direttore sportivo Carlo Osti è al lavoro in prima linea per accelerare sui traguardi ritenuti prioritari. Il primo, fondamentale tassello di questa programmazione riguarda la continuità tra i pali. La trattativa per il prolungamento contrattuale di Joronen è ormai addirittura d'arrivo, con le parti che continuano a limare gli ultimi dettagli per formalizzare l'accordo a strettissimo giro di posta. È in mezzo al campo che il Palermo potrebbe mettere a segno il primo colpo. Raccoglie molti consensi il brasiliano Hernani del Monza. Trattativa molto intensa, potrebbe avere uno sbocco nei prossimi giorni. Sempre in mezzo al campo piace il talento della Roma Alessandro Romano. Zito Luvumbo del Cagliari si conferma l'obiettivo di prima scelta invece per l'attacco rosanero. La dirigenza è convinta dalle qualità tecniche dell'angolano, ritenuto perfetto per il gioco di Inzaghi grazie alla sua velocità, alla capacità di saltare l'uomo nell'1 contro 1. Il Cagliari valuta il cartellino tra i 3 e 4 milioni di euro e la volontà da Viale del Fante è quella di provare a chiudere l'operazione in tempi brevi, anche perché Luvumbo avrebbe già accettato di giocare nel Palermo. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.